La spazzatrice meccanica dopo la pioggia. Un'altra stranezza di Agrigento, potremmo dire, ed è così, con l'ironia dei cittadini, che corre sui social. Questa mattina il mezzo meccanico si è visto come ogni venerdì in via Alessio Di Giovanni a Fontanelle, ma oggi ci si è svegliati con le strade quasi allagate dalla pioggia caduta nella notte, per cui la presenza della spazzatrice sa proprio di presa in giro. Ma c'è di più da raccontare, perché l'assurdo non finisce qui. Lo spazzamento meccanizzato dovrebbe garantire la pulizia delle strade, ma non è così, visto che le auto parcheggiate impediscono di effettuare il servizio. E le auto, si badi bene, sono parcheggiate regolarmente. Chi sbaglia è il comune di Agrigento, che nelle vie interessate proprio dallo spazzamento dovrebbe collocare il divieto di sosta a tempo, come si usa fare nel resto delle città. A Fontanelle la pulizia meccanizzata è prevista di venerdì, ma nessuno lo sa, visto che i competenti uffici comunali non si preoccupano di avvisare con appositi cartelli i residenti. Così succede che i bordi dei marciapiedi restano stracolmi di rifiuti. Le stranezze di Agrigento, dicevamo, e andando avanti di questo passo, ha ragione chi sui social oggi ha scritto che siamo di fronte ad un'autentica presa in giro, davvero insopportabile.